Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, commentatori veneziano, siamo su F1 Challenge, signori, mod 2004, ultimo successo di Xiaomi in Ferrari, che dire, stagione memorabile per una Ferrari devastante, infatti siamo anche in pole position e secondo Barrichello. Questi sono proprio gli anni d'oro della Formula 1, anche il motore delle monoposto erano veramente cattive, mi sembra un V10, se non vorrei dire una stronzata, però non ancora V10. Comunque avevano un suono più bello, erano molto più aggressive, mi gasavano molto di più di sti motori turbo del cazzo, con tutto rispetto, però è un mio gusto chiaramente. Vai Fioi. Praticamente dovremmo dominare la gara perché la Ferrari è superiore. Solo Barrichello ci può dar fastidio. Ecco, tanto Eifel colpisce Qutod. Sentite la cattiveria di ste monoposto. Ciao, bravo. Mamma mia, Barrichello ritirato. Cosa è successo dietro? Mamma mia. Anche Kimi. Ce ne possiamo andare, raga. Abbiamo la miglior monoposto in assoluto. Troppo, ho frenato un po' troppo qua. Ricordo sempre che siamo su un gioco difficilissimo. Mamma mia. Eccola là. Ho danneggiato un po' la ruota destra, ma porca puttana. Speriamo bene. Speriamo di non avere problemi, raga. Buono. Merda, ok. Insomma, abbiamo un livello di difficoltà molto elevato, Buono. Un secondo e 3 di vantaggio. Dobbiamo sfruttare questa super Ferrari, ragazzi. Mamma mia, quanto mi gasavano, mamma mia. Buono, buono, stiamo guadagnando su Jenson Button. Qua ho frenato un po' troppo ogni tanto. E col volante poi non è facile. Qua esagero un pochino. Dai, Xiaomi. Grande Xiaomi, porca puttana, deve riprendersi anche se è un po' dura purtroppo. Ma sono tanti anni che è in queste condizioni. Buono. 2 secondi sempre di vantaggio su Button. Grazie caro. Lo so però. 6 giri al termine. Button è secondo con circa 3 secondi di svantaggio. Sì, abbiamo la migliore monoposto, c'è poco da fare. Anche se il livello di difficoltà è alto. 95 su 100. 100 su 120, assicuro che non è un livello basso su sto gioco, Che abbiamo la Ferrari. In questi anni qua non ce n'era per nessuno, ragazzi, altro che adesso, che mamma mia. Tutti stati sono contenti, miglioramenti, boh, io li vedo sempre. Miglioreremo anche un po', ma il risultato è sempre quello, Mercedes prima. Rumore, io proprio amavo negli anni 2000, inizio anni 2000. Vai raga, Ciolaps. Stiamo letteralmente dominando,
Button. È secondo, con circa... Ferrari mostruosa, una macchina che... Cioè, la guidi da sola. Mamma mia. Che Ferrari. Che anni d'oro. ...16 secondi di vantaggio su Jenson Button. Dai, show me. Il nostro grande Michael. O Michael. O Michelone. A voi la scelta. Buono, buono. Gara a senso unico, ma così doveva essere, cazzo. Volevo questo. Perché qua, in questi anni qua, la Ferrari dava un minuto a tutti. Final lap. Sei primo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Va bene, adesso porta sfiga il mio ingegnere di merda. Button. È secondo, con circa 20 secondi di svantaggio. Sto porco. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Tutti gli altri sono vicini. È solo Schumi che vola. Guarda, c'è anche il grande Juan Pablo Montoya. Pochi metri separano Schumi dal successo. E beh, qua mi sono proprio fermato, ma ormai ma salvo veramente guasti dell'ultimo secondo. Stile Toyota Le Mans. Dai che andiamo a vincere, Beppe. Qua non un po' esagerata. E andiamo a vincere il Gran Premio d'Australia 2004 con Michael Schumacher. Ole, ole. Winner. Congratulazioni, hai vinto la gara. Lo so. Yes. Termine della gara, diamo un'occhiata ai risultati. Andiamo un incidente, allora barrichello elettronica, la icona elettronica, culta elettronica, incidente per Massa Eidefeld. Buono. Button alla fine perde la posizione all'ultimo giro, incredibile, Alonso secondo. Ok ragazzi. Quindi la Moto 2004 è andata prossima, Moto 2006 con Fernando Alonso. Mi voglio gustare la Renault di Alonso, insomma voglio vincere facile. E anche nel 2006 mi vado a sparare con la mod con la monoposto più veloce. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!